Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Coach Statua, allora, un maestre non in perfetta forma, eppure è riuscito a portare a casa una partita non facile, almeno sulla carta. Sicuramente è stata una partita difficile, è stata una partita che negli ultimi 2 giorni ci aveva fatto perdere Caversazio e Mazzucchelli per problemi fisici. Loro sono stati incredibili perché volevano giocare. Caversazio ha giocato 18 minuti in condizioni precarie. Mazzucchelli più volte durante la partita mi chiedeva e mi diceva: coach, se vuoi posso entrare, e sono stati incredibili, ma sono ancora un po' adrenalinico dalla partita, perché recuperare 12 punti alla fine del secondo quarto e vincere di 12, fare parziali di 24 punti in nostro favore è stato incredibile, quindi sono molto emozionato e orgoglioso di questi ragazzi. È stato quindi un match dai due volti, si può dire? Come? È stato un match dai due volti, si può dire? I primi 2 quarti abbiamo giocato una partita paurosa e non sapevamo bene come attaccare la loro difesa a zona 3-2, e poi ci siamo parlati in spogliatoio, abbiamo rimesso insieme i pezzi e abbiamo sistemato un paio di cose tattiche e la partita poi ha preso un altro volto. Ma secondo me, qua ho parlato dell'attacco, ma il cambiamento è stato soprattutto in difesa, dove abbiamo concesso 23 punti gli ultimi 2 quarti. La partita è cambiata lì. Secondo lei, oltre quindi ai cambiamenti tattici, comunque c'è stata anche una certa scossa d'orgoglio? Sicuramente, altrimenti non sarebbe cambiato niente. Come avevo detto ai ragazzi in spogliatoio, qui non era tanto il cambiare qualcosa, sicuramente ha aiutato, ma doveva partire da loro, doveva partire da dentro di loro, dall'attaccamento che hanno per questa maglia, dalla forza che devono metterci in campo, e l'hanno fatto, altrimenti non sarebbe successo tutto quello che abbiamo visto in questa partita stupenda di pallacanestro questa sera al Taliercio. L'ultima cosa, un pensiero anche per coach Cece Ciocca, che oggi non è potuto essere qui al palazzetto, però sarebbe stato sicuramente orgoglioso di vedere questa reazione da parte dei ragazzi. Io penso proprio di sì, spero che sia riuscito a vedere totalmente la partita, perché ancora non sta bene, non sta al 100%, è in via di recupero. Ma sicuramente è orgoglioso di questi ragazzi, come lo è sempre stato, come continua a esserlo, come continua a rimanere, stare vicino a questa squadra qua in ogni modo, anche se è purtroppo a casa su un letto, su un divano, però è sempre vicino a noi, e quindi noi lo ringraziamo per quello che fa, anche seppur da lontano. Quindi certo, un pensiero va a lui, ovviamente, come sempre. Siete riusciti a portare a casa la partita contro una buona squadra? Sì, assolutamente. Oggi eravamo in emergenza perché avevamo diversi giocatori acciaccati, anche qualcosa di più. Abbiamo fatto 2 quarti brutti sotto tutti i punti di vista, sia tecnici ma soprattutto di atteggiamento, e poi però siamo riusciti a girare la partita con energia, con l'atteggiamento, che è quello che non deve mancare mai. Sono cambiate notevolmente anche le statistiche, vuoi le percentuali dal campo, vuoi anche i break importanti che avete realizzato. Che cosa è successo? Orgoglio? Avete cambiato marcia? Per quale motivo? Sicuramente una reazione di orgoglio, sicuramente a mio avviso parte tutto dalla fase difensiva, perché nei primi 2 quarti abbiamo preso 42 punti, nel terzo quarto loro hanno segnato 11 e noi abbiamo svoltato emotivamente la gara, e nel quarto quarto almeno i primi 5 minuti loro non hanno fatto canestro, quindi dobbiamo trarre energia dalla nostra difesa e poi in attacco viene tutto più semplice. E quindi quando le cose sembravano non diciamo perse, perché nel basket non si può dire, però comunque incanalate in un certo modo, avete ripreso in mano voi l'inerzia della partita? Sì, assolutamente. Secondo me nel basket, ma nello sport, è importante stare sul pezzo per tutti i 40 minuti nel basket e non perdere mai concentrazione, fiducia. Noi oggi abbiamo fatto e abbiamo dimostrato che se siamo concentrati possiamo essere una buona squadra.
Quanto conta aver iniziato l'anno 2024 in questo modo, non solo ovviamente per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale? Ma conta tanto per il morale, ma oggettivamente conta tanto anche per la classifica, perché comunque durante la prima parte di stagione abbiamo sprecato diverse occasioni che ci ha messo in una posizione scomoda, perché eravamo a 4 punti dai playoff ma anche 4 punti dai playout, quindi sicuramente partire con 2 vittorie su 2 ci deve dare tanto morale, ma è inutile essere ipocriti, è anche molto importante a livello di classifica.